Benvenuti alla prima puntata di Daghe Aria, ospiti all'ombreria veneta de Brusine. E che mo è il CEO e Menego, a posto. Vai qua sigla! Stasera si parla con due cartongessisti o pittori, perché mi non ho ancora capito. Fasio tutti due? Tutti do. Pittori, cartongesso, capotti. Pittori, capotti. Via. Sì. Piccole ristrutturazioni. Tutto quello che vi capita sotto i bracci, vi altri che metti in man. Buona. E ora, pittore edile è a dicitura quella che ho trovato delle legge, si chiama pittore edile o in bianchino. Codice Ateco 433401. Vi risulta? Di pintore edile. Di pintore edile, vedo, A neanche... me il pittone non me l'ha mai detto nessuno. Ottimo. Però ho trovato anche altre definizioni. Una è in bianchin, che è quella nostra, che tutti quanti c'è mal in bianchin, che è quella che si opera più spesso. Però ho trovato anche decoratore, Sì. giusto? Faccio anche Qui- decori. Ah, Qui che si vergogna di dire in bianchini, dice so decoratore. decoratore, immaginavo. Sì, dai. E un'altra che ho trovato che mi piace molto, in realtà è applicatore di prodotti vernicianti. Può essere che... Mai sentia questa. Mai sentia? No, Perfetto. no, se- Applicatore... su TikTok forse. Questo è instagrammabile da Sì, fighetti. la roba, sì. Lei è milanese. Esatto, applicatore di prodotti di pintura, che cazzo non funziona. So e tasse vi applicare. Ora. Sia artigiani o sia dipendenti vi altri? Artigiani. Meglio dipendenti comunque. Ah, sarebbe meglio. Mi so artigiano nonché paron de me stesso. Ok, anche a te parlo di te stesso, sei tu i societati. Mi e me fradei. Ti do fradei. Quindi... brutto vice famiglia. Ai. Quindi te che è eredità e attività o a ghetto avviare insieme con tuo fradei? Me papà faceva il pittore e mi e me fradei siamo ingrandio. Siamo andare avanti a ciodo. Pittori da 2 generazioni e qua che abbiamo anche la terza forse. Si vuoi, se no fa quello che vuoi. E farà quello che vuoi. Se è una passione o se è solo un lavoro? Perché dopo diventa anche una passione che piace sul lavoro. E ora, le partito come un querzare perché è un'altra passione. Dopo a fine a passione c'è resta passione. E questo le diventa passione e lavoro. Ok, ti ciao. Mi invece diria nata come passione e se tuttora passione. Però ciappo ben, quindi... Se anche al va lavoro. bene, sì. A fine va bene, insomma. Tocca versare partita IVA. se no- Per fare regolarizzare la passione bisogna che te sta versi. passione. Però insomma, da piccolo, non sai che dovevi fare il pittore. No, da piccolo no. Cosa vuoi fare da piccolo? Boh, tipo il pompiere, robe così, dopo... Pompe. Esatto, pompe. Dovevi fare il pompista. Il pompista, Il no. pompista. Quindi È sportivo, quindi a protezione civile si chiama pompisti quelli che vanno a Esatto, pompe. sì. Mica una colega, una ex colega che faceva la pompista. Faceva tutti- pompe. Faceva... E che stava dritto e pompe. E che detto, mica stavo dritto e pompe. Vabbè, insomma... è una roba che insomma si può dire uno che piace la passione fare il pompiere insomma, vabbè. Ti invece cosa vuoi fare da piccolo? E il pittore? Tu vuoi fare anche il pittore? Me papà comunque faceva il pittore. E dopo Quindi- la strada ha portato altre vie e dopo magari porta là. Ma il pittore proprio quei quadri acquerei oppure proprio il pittore? No, arte a stare. A stare. Scuola a stare arte. Niente. E ora di bianchino, no, pittore. Volevo fare l'imbianchia alla fine. Sì. Ti ho capito, bianchino, sangue ti ho pittore. trasmesso col DNA. Sì, anche. Aga. Boh, qua abbiamo una piccola, come dire, rubrica. Era, visto che c'è tanta passione, è la prima rubrica che lanciamo. Non ha neanche un nome, perché essendo la prima puntata, è la rubrica numero 1. Diciamo così. La vabbè? rubrica del pittore selvatico. Pittori salvati. Boh.
Beh, a me piace. Allora, a me piace. Viadri lavorare sul Veneto, penso, perché vi spostiamo anche fuori la regione oppure solo in Veneto? Sono anche Bologna. Bologna. Tu I le- clienti mi domandavano, vetto Bologna. Sì, Vabbè, se te arrivo. mi paghi vengo. 100 chilometri so, a posto. Ti invece c'è... Mi sono andato anche a Kathmandu, ma che aveva tutte case di legno e Quindi quindi niente pitture... Niente. Sul legno non si può pitturare. Sì, però c'è un altro lavoro. Un altro stile, Una un altro- rogna. C'è una rogna. L'hanno che pagare tasse là. A Perché Kathmandu. è un altro regime E fiscale. legno c'è una rogna, dai. Dicimos. Allora- Legno e ferro stare distanti. E la domanda è questa. Dammi un buon motivo per restare a lavorare in Veneto. Sinceramente sono andato in Toscana 3 settimane fa e ringrazio di essere in Veneto. Ma qua è il motivo. Si lavora tanto perché dopo quella è già storia. Ma anche comunque tutti i servizi esterni, i vai ragazzi, perché se lamentiamo sempre dell'orto nostro, pensando che in parte sia bello, ma andando fino in giro Andando fuori. ringraziamo di essere in Veneto. Ah, ok. Ti c'è come dito. Mi piace i sassi. E Luci. Ucci. No, se sta bene in Veneto, dai. Ok. Anche perché siamo gli unici che lavora 12 ore. Ecco. Gli unici che lavora così tanto a gratis, cioè per passione. Pa passione, Se sì. te vai da un'altra parte te ciappi del Mona, quasi è normale. Esatto. Anzi, te si quasi un pe andò. Un cantiere. So- Ah, ecco. A Bologna 12 ore era da extraterrestri. Sì. Mi ho capito l'elettricista bolognese. Mi siete dei pazzi. Quanto l'aureo? No, non va bene così. Da casa. Pare io era così. Sì, Ma sì, ragazzi, quanto l'aureo? Vabbè, allora- 12 ore al dì si fuori la testa. E ora vi davo un'altra domanda che se è il contraltare di che altra. Dammi un buon motivo per andare via da qua a sto punto. Per pagare manco tasse. Ah, tenerissi in Estonia magari. Beh, Anche a Riga non me ne dispiacerebbe andare. un buon motivo c'è per andare via da qua? Buon però, buon. no, non che se... mi piace stare qua. Sì. Cioè, non Tu daria tenerissi via. a Praga? No. No. Solo per fare il Anche weekend. perché a fare il weekend, no, a fare il pittore. a no, Praga. se fatica a Un proporsi pitturare Praga. se fatica a proporsi ai vecchi senza sapere il dialetto del posto. Se è vero. Capito? Cioè, come ciapo mi lavori? Se vago a Milano e non sai che dico, uè figa il pavè, robe. Uè, figate, faccio spesa 10 euro e te che si già in casa e costa 15. Ecco. Te che si già in casa, sprissetto e che spariamo Sì, perché vi altri sapevi che fare i pittori all'estero fuori non è la stessa roba che fare qua. All'estero vuol dire proprio fuori, tipo in Lombardia. Cioè, no, che no, non è che sia facile e ti dici, vago là e il spusa sto naso magari. Massa traffico, che massa il roba, il a stare. Che i bergamaschi che va mia. Ah sì, i bergamaschi. I bergamaschi va I bene. nostri amici bergamaschi in equerse mia. Siamo a Ok, posto. a posto. E va. ora mica varia un'idea, andaria in che paesi che politicamente non posso dire che Scorretti. paesi che diciamo che viene qua a pitturare da noi altri, ok. mi andaria da iori a pitturare che de merda e dopo capio così femo paro, diciamo. Sono pata. Femo pari e pata. Quello che fai ori capio? quattro che io fatica la sua. Esatto. Ti si scorretto proprio. Sì, bisogna essere cattivi. Bisogna essere cattivi perché no, mica ho un amico che fa è carpentiere in America e un altro che fa il carpentiere anche io, che non è la stessa roba del lavoro, però che in America il lavoro è completamente diverso, ragazzi. Qua arriva che a casa si è fatta e che dà una manco qua macchinetta così e se finito là ti come calze fa case del legno, case del cartongesso, di roba che arriva un tornado che suppia via tutto, cioè quindi qua sappiamo come che se lavora, te resti qua e è morta, insomma, ho capito. Fine della rubrica, la rubrica finisce qua. Voi altri ste qua. Abbiamo deciso i primi due. Non scampo io, non scampo io. io. Non scampa. Partiamo col lavoro quello vero. E ora, fare il pittore vuol dire avere delle attrezzature. Come se che si parte a fare il pittore? Cosa se che vuoi di base per fare il pittore? Uno a volta non stai massare, non stai Vai. E ora diciamo le robe base se scaia, rulli, penei, paio e il furgone sì e no, nel senso E poi basta una station con la bagaliera Bravo. e te carichi tutto lo stesso e un E i tei per terra perché se te No, un e e ora- femmine te coppa. Ecco qua Ecco. entriamo già in un dibattito. Chi che usa i tei de nylon e chi che usa i stuoie.
E tuoi è perché gannai sotto e il cotone sciora così assorbe e non passa sotto, se no il signore Padova te massacra. Ah, perché lavora Però- a Padova, che sei i signori di Padova. Cioè. Se te usi un nylon più grossetto, quelli più da sky, non passa niente lo stesso. Non E Ma non- costa? E non porta l'onto della stuoia del lavoro prima. Arco Giuda. Non passa, ma il colore che non si secca te lo porti in giro Te dappertutto. fai croste che te polvarone dappertutto. Sì, sì, Vabbè. disaccordo su sta roba. Sì, qua. sì, sì, sì. No, ognuno ha la sua tecnica. E stuoia solo per fora per quanto che mi riguarda. Ah, ok, ok. E comunque il furgone, Murette. il furgone è vitae per È me. il furgone che vuoi però. Ti c'è, ho detto il furgone? Mica il furgone e ho anche a camperisà, ma Non si può dire. perché non avevo i skate a torno un camper. Ghetto messo il cesso chimico dentro. No, continuo a cagare sui secci. Però dopo uso altri secci per pitturare. Vabbè, te credo non te fai il marmorin. No, il Io tortora. no, Chi era- che vuoi il tortora, sa. E il tortora si è Il fatto, tortora è homemade. fatto a casa, anzi fatto in furgone. Spussa un fiasto cuore. Signora che c'è pa caldo. E se sei umido, signora, se per quello che sei sto odore. Un fiade antimuffa e Esatto, sparisce esatto. tutto. Ti chiedo il furgone invece, in famiglia. 3 coi furgoni, fratelli. piattaforma, ponteio. Siamo Siamo a 3 sai. Gai skate. Oh, se si fattura bisogna anche spenderli. Ma che te fatturi tutto? Ne No, tocca. non dovevo domandare. Ne tocca altro che. Tasi sempre. Mi sembra ovvio, cioè, Sì, è chiaro, chiaro. D'altronde- Molto viene a contare a me e a tutta Italia se te scampa qualcosa che non sia mai se tutto in regola. Mi pare anche normale. Un po' mi sto fermando in bar, no? E ho visto il furgone di uno che fa ristrutturazione e che aveva solo il nome suo e il cellulare. Una volta che era che pubblicità che aveva tipo a Sky o il Peneo e roba. Anche a te, solo nome e cellulare. Tema. E stemma un logo, Basta. una roba. Dicevo che il Migo. furgone dei team. E ora mica ho il furgone con grafiche dell'A-Team, Lo sapevo. logo ricavato dal pieno e i 3 colori primari per far capire indirettamente che sono in bianchi. Capito? Ma la gente non arriva su quel problema. Vabbè, ma mi piace a me. Il problema è che dopo lo uso come camper e che essere anche bello. Esatto, in vacanza perché io dove che voglio non ho mai zappa multe. Benissimo, diria. Ottimo. È il van brûlé. In Veneto è un van brûlé ora il tuo. Però poi iniziare Sky, furgone, Penei, che roba è, cosa che vuoi all'incirca se un tosato volesse che domani parte e dice fa sul pittore che budget che vorria per commissiare. Ah, te vuoi biscotti, carte e burocrazia che non. Per attaccare, per versare la partita IVA che dici. Quello che no che altro, è commerciale. Come c'è ISA 700-800 euro. Subito. Perché così. all'anno de spese fisse con una forfettaria, che è quella che gommi de partenza, diciamo, te che 7-8 mila euro di spese fisse e dopo in base a quello che te fatturi, cioè niente. Niente. E te che dico no, niente. scusa. Mi si scampa. In base a quello che te fatturi, te che hai tasse, insomma. Tanto guarda che abbiamo un fiate pubblico che comincia a venire su. E comincia. Mi pare la rubrica dell'agricoltore agricolo. È la rubrica del pittore selvatico. Ecco. Vabbè, insomma, per voi è un fiate materiale e ovviamente i materiali dopo quando che uno te ordina che te vuoi fare è roba particolare, ti compri su richiesta ovviamente, eccetera. E te che ricarichi anche qualcosa perché Dipende il cliente. Dipende chi che l'è. Dipende il cliente. Dipende chi che Il cliente buono va coccolato e accarezzato. Esatto, E avete in pensione che non ha un becco dello scheo te Anche che va incontro. Quei bastardi bisogna bastonali. Boh, mi pare adeguato, insomma. E ora mi giuro che sul Giuro? materiale, giuro, no, ma veramente. Puoi mettermi per scritto. Posso metterlo per che diciamo scritto casa mia. e go e prove. Sul materiale non rincaro, se tutto manodopera. Ti te che ha fattura dove te compri la roba e ti dici guarda ho speso questo e me ne rimborsi. Esatto, ma dopo qua forfettaria Non ti puoi te- comprare anche a non cavali neanche a scontrigge. senso. E va al metro che dice che ha speso tot. invece che ha Esatto. speso un'altra roba. Ecco la Comunque- concorrenza che viene fuori è la verità, gli altarini dicono. Mai detto. No, mi so buon marca, so Sia buon buon marca. marca. Sì, sì. Anche gli No. altri sia buon Se no marca. non si lavora. Qualità made in Italy Made in è il prezzo Veneto. giusto.
Made in Veneto, prezzo giusto, Prezzo- onesto, ma Sì. giusto. E che hai imparato dai 3 generazioni prima, Esatto. capito? Bisogna Il gas ha fatto sconti 2 generazioni Cogliere fa. ora i gas Adesso fatti. ciappa tutto. Tira Se è dentro. giusto. Se è giusto Vabbè, così. insomma. Però per fare, diciamo che per fare, no, per fare il pittore, non è che ti improvvisi. Cioè, bisogna che ti fassi un fiato di gavetta, eccetera. Beh, esiste scuole per fare il pittore. Cioè, tipo ENAIP, fai Che corsi. sei a scuola di Padova? A scuola è di Paolo, che Scuola ti di fai da Padova. scuola, che ti hai mandato a scuola e tu. Mica ho fatto alberghiera. Te che vai bravo! Menare malta, menare crema, per mai. E qua capo. Siamo a... Cosa scimmie. O Sì. anche il cuore con dormini, come fare a crema? Sì. Perché te che hai dosi dell'acqua, bevo mai. Non sei te che- chimica alla fine. Alla fine sei chimica. Sì. Cioè, Sì. e che vuoi? Su. Sì, oggi sì. Mi quello. invece che ho fatto l'aeronautico, Perfetto. che non diria. c'entra niente. Però pitturo a raso. Ah, grande. Beh, insomma, te che fai una sciata da sola così. Esatto. Andate. E scie chimiche, non esce scie chimiche. E a se I pittura sensi bianca. che si versa in aereo. Come guidatore di aereo, come si chiamano i guidatori di aereo? Pilota. Pilota, non te capisci? Pilota, pittone, pittore. Vedi, vedi sei tu. un- Ah, che non è Leclerc. guarda che a scuola aeronautica ti dà una formazione comunque di precisione. Perché Sì, bisogna sì, essere Madonna. precisi per fare robe del genere. Cioè, E quindi dopo te e serve anche a essere sapere precisi. leggere i bollettini meteo. Bravo. Se te che da fare un esterno, Bravo, questa è una mi buona- guardo e so già. Migo, Trebi Meteo, il Meteo, Meteo.it, Aeronautica, Meteo Radar. Oh ragazzi, Montevenda, tutti. tutti i primi a partire perché sennò ti si assassina. Eh sì, Tanto appena che te che da fare intorno a chi piove. piove per Sempre forza. regola. È come quando che devi andare a segare il film, piove. Maico è un intonachin, faccio intonachin in casa mia, ma è a casa mia. Porco Giuda. Comunque Come se che salvai in cornet, Occhio. appareva una bestemmia. te ci sta. Arco- Bravissimo. Arco Giuda. Bravissimo. Avanti. Comunque, che avevamo detto, non fare nomi di sponsor, dite che io Trebi Meteo e tutte che roba ha, ma vabbè lo stesso perché tanto li conosciamo tutti, siamo tutti Leclerc. attaccati al telefono quando che... Leclerc, quello che fa i lavabi, che colore sei o Leclerc? Leclerc se... Leclerc è rosso. E qualche certificazione, se puoi averla e quei particolari, sai quando che vai in studio di ingegneri, geometri, no? Chi gatta a parete che goccia pa il diploma ma dopo go anche a certificazione di questo e di quello. Ti ghetto quella roba Master in decorazioni presso Giorgio Gresan. Ti bisogna che te ne inventi uno No, adesso e però, no, al mago. E ora applico anche a me, visto che parlavamo di applicatore. E robe di Gresan, sì, e insomma. invece terre fiorentine, diciamo E becce, che nel bello. senso, Adesso te che fiorentine. copia tutti i colori che andava e che ha fatto il suo marchio. Ma hai fatto E bene, dopo te pare, vai là, bella te idea. paghi, te fai il corso e te dà Che tutti i certificato. marmorini quei fighi, ma sai come che sei? Te che è certificazione, te che è tutte queste robe qua in mano. Ragazzi, Tira! tira! E quando che tira anche di solito sfraca e la roba va dentro e quando che va dentro si è fatta. Comunque mio ho conosciuto Giorgetto Gresan. Lescio pa Zescio pa, e se de mianga anche una, Ma si un chiama showroom. Gresan e se de mianga? Sì. Ma Grezan con do Z? Graesan. Graesan. Che fanno anche pubblicità, comunque va bene, bene, importa, dai. I miei prodotti bellissimi Sì, comunque. sì. Te fai delle pietre spaccate, te fai Sì. delle robe che pare naturali, fatte col ferro ed è stupende. Ma mi viene voglia di farmi fare una parete a casa così pa prova. Stagami euro. No, non ho mi euro. Vieni da me, 500. Qua il qua bisogna te cai adesso, ho fatto No, 4,50. se ti è alto chi che vuoi. Niente, bisogna- Se no, va un'altra parte. Lavoro che ne è tanto, ragazzi. Porca miseria. 500 e con fattura 500 e basta. E basta. 500 va bene. Va bene, dai. E ora, visto che sì, così tanto gasai dall'idea di parlare di robe tipo skate. perché Tecniche, robe robe tecniche sì, skate, alla fine. Se parla di skate e se parla di robe tecniche. Allora,
come si fa un preventivo? Perché ne ha me testa quando che ho avuto problemi in casa che mi ha piovuto dal quarto eccetera, mi sono dentro che ho fatto una riga di muffa e roba, beh, la prima roba che ho pensato è qua ho un problema e bisogna che chiamo un pittore e quando io ho chiamato il pittore mi ha detto cosa sei che ho da fare e mi ho detto ho una macchia di umidità mi ha piovuto dentro eccetera così. Ecco, a base di questa piccola, diciamo, piccolo problema che mi ho descritto io riesco a farmi un preventivo al telefono oppure no? Gli altri come sei che fa sì? Sopralluogo sempre. Sempre. Devo vedere cose che sei, come che sei, tempistiche, materiale e tutto quello che vado io. Quindi per telefono una volta Per telefono volta. te me chiami e mi vengo catate. e dopo se vede cosa che hai visto te decidi cosa fare. Ti c'è come freddo? E ora dipende dal tempo, nel senso, concordo con il mio Collega. colega, Ecco qua. coeghi, con me colega, concordo, però che se casi e casi, nel senso, se il lavoro mi spussa da incuada, sicuramente te che è un presentimento, te che è da andare sicuramente in loco. Se sei un amico, qualcuno che magari ha bisogno solo di una dritta, rinfrescata. una dritta per sapere a fascia di prezzo il tipo di intervento, se va ben chiamare solo in bianchino serve rifare il tetto, che Ecco. ne so, a volte basta anche una buona spiegazione, una foto, comunque per evitare qualsiasi tipo di rogna o incomprensione, se meglio, cioè se usa andare sul posto e dopo là se si accorda, se Sì, tu no, i perché metri. è la famosa macchia di umidità che ti chiama a vece dice ecco una macchia di umidità, dopo ti arrivi a casa sua che sei tutto il soffitto nero, capito? Tutto nero che pare che sia passai UFO, cioè ti dici una signora che aveva detto una macchia di umidità invece No, che di sei solito che Satana se- attacca il soffitto, capito? Cioè non sai che va tanto Esatto, bene. diciamo Cioè, che servirebbe anche un muffometro, nel senso che ti te che domandi che tu muffa, che sei qui che ti dice no, godo macete e ga parete nera, e qui invece che ga do macete che ti dice so pieno di muffa, che pare tanto a che you. pare che te gabbi da andare là col diserbante, Eh. e quindi bisogna andare a vedere. Era Che- in loco funziona. Bisogna andare in loco. Garazon, io a fine, che mo girare tanto intorno. Mi tocca. Te spesso una gamba in tuo favore. E fungicida cosa sei? Un diserbante alla fine? sì, colpa. Sì, È colpa. Vabbè, insomma, però è la gente che vede il numero del telefono sui furgoni, eccetera. Ma i siti internet funzionano oppure no? I preventivi sul sito internet, che sei ancora? Mica sto distante. Beh, ti stai Io e i miei clienti mi Migo, chiamano i- i clienti. no, migo Instagram. Ma a proposito, social. e ora goverto il profilo del lavoro. Eh. Che così mia moglie non vede che guardo i fighe Ah. sul mio, capito? Ma ascolta il podcast. Però metto le foto ogni tanto. Ok, le foto del lavoro. Esatto. Sì. Dopo te versi a home che Metto- le tette. sì. È ovvio. E macchine, robe così. Ma moglie ascolta il podcast dopo, quindi Sì. siete Vabbè, in ma- guerra. È appesa. Ma hai capito che intervistava gente non famosa, quindi non arriverà anche a me moglie sto podcast. No, arriva, guarda che femmine arriva dappertutto. E gara so, perché Vabbè. gli altri dopo mi bisogna tenere sotto controllo. Infatti, Lascia sotto controllo, come fratello, come tende sempre. se te sei roba di famiglia, per forza che te tende qualcuno che fa, insomma, è a vedetta. Ma che le furbo io. Che oggi è lungo. E ti tieni sotto controllo, aiuti e passo moglie. Non so come funziona a casa. No, Grazie a famiglia, sì, io. mi cartongessi, pitture, ma tende no. No, Siamo no. tutti bravi tosi. No, tacchemo con ste robe. No, perché te sei, mico, sempre l'idea, idraulici, elettricisti, pittori. Tutti ladri. No, i vai in Idraulici giro- dei più furbi. Idraulici. A sturare un rubinetto e te sturano anche a No, mogliere. gli altri non capisco capito. Si sposta tutti a mattina quando che sei femmine casa che puoi fare i lavori e che sei ore casa. Però vi è mai successo, parla piano, che sei signore qua, che vi è mai successo che qualcuno aveva fatto qualche avance anche a un fiattino, no proprio che illegale, però insomma una roba che si è fatto avanti anche a qualche uomo magari, che non so. Cioè, Per fortuna, Bastare- omani non me ne è mai successo. ma uomini mai, e femmine come Una fai a raga saperlo? però, ma... guarda qua il pittore giovane, sono aspetta sposato. che mi presento in sottoveste. No, Mai sempre che successo. sono sposato.
Successo sempre Sì, che io mi so sono che non lo sposato. puoi dirmi adesso, dopo ti chiamiamo più tardi. Vai. No, è a moglie, lo sa. Ho Sempre detto tutta a moglie. È una falsa credenza. Sì, una credenza proprio. Se sono in bianchini alfa che dice che prova tutte. In realtà, quando te vai a lavorare, te si sa marzo. Te che a maglietta magari sa è a zenetta da lavatrice, magari Ma sa stramacciato. e mace dei lavori prima. Anche se cioè, noi Non altri, te fai voglia? voi altri si trio sentire le nostre voci, siamo do fighi da paura. Ma noi che prova, noi che prova, 2 metri, bisogna tutti, dire la tutti verità. muscolosi, E capelli comunque- lunghetti, biondi, occhi chiari. E comunque non so non posso dire se qualche uomo che ha provato, perché mi so io guardare il muro e il cliente magari mi guarda il culo, capito? Ti si spara. Non sai che pitturemo Non te lo vedi? specie. Non Sì, un attimo. Cioè, questo qua è brutto da dire, però. Esatto, no. Non sei par condicio. Esatto. No, insomma. C'è da preoccuparsi su. Siamo piacenti, poi uomini. No, perché Io non so, poi uomini. l'idea di quello che beve a Coca-Cola e si stappa al sole, capito? Pieno di muscoli e Esatto. di tatuaggi, se sono sulle pubblicità. No, che se roba pani altri là. Noi altri siamo più quei col peneo grande in bicicletta, esatto. capito? Che e va per se sprisce dopo il serabalta col peneo Il e tutto. pennello cinghiale. Vabbè, dai. Esatto, Passiamo alla esatto. rubrica numero 2, che anche questa non ha neanche un titolo, però siamo alla rubrica numero 2. In realtà il titolo, ragazzi, si chiama sparagnare. Dal verbo sparen in tedesco, che vuol dire risparmiare. Quindi sparagnare vuol dire risparmiare. E Dal gna- tedesco, la cultura. e gnare che deriva da gnaro, da quindi gnaro. portare. Esatto, portare scale e fare gnaro. Esatto. Sparagnare. E ora vi dico 3 frasi e vi altri me ne commentate una di queste 3 frasi qua. Vi dico tutte e 3, prestate attenzione perché sono robe molto importanti. Attenzione. Per la rubrica sparagnare, io faccio fare a me qui, pa manco skei. Prima frase. Seconda frase, spendo manco se me compro il materiale. Terza frase, e senza fattura quanto seo? A voi le risposte. Una di queste 3 qua. So che avevo messo, so come qui fa l'agopuntura e dice non te faccio niente, ping, ti tiri a bocca. E ora, io faccio fare a me qui, spendo manco. Spendo manco se mi compro il materiale o 3 senza fattura quanto mi effetto. Ora ti togli il Una delle- materiale e ti chiami tu qui, così ti sparagni. Però il lavoro non so come sia fatto. Ottimo, Menego. Tira fuori. Ora, posso dire Che una ha, fatto, roba? che ha fatto una liaison di tutte e Però 3. non sei veritiero perché se ose tutti in bianchini in famiglia, so qui vuol dire che sei buon Che pitturare. manda su che manda su qui, che manda. Esatto, se che manda il qui magari sei più bravo di me. Cioè, cosa sei che te senti di commentare? Uno dei 3. No, mi sentiria di commentare quello del materiale. Del materiale. Anche quello Perché prima, che c'è da dire che i coorifici di cui non faccio nome. Sì, ma gli santi di solito. No, te che modo dettore più materiale te fai infiare del magazzino e un seccio che magari al pubblico costa 150 euro ti paghi 90. Ecco. Dopo mi tendenzialmente Lo stai a vabbè dire. tendenzialmente Ma è la mi verità, se qui lo saremo, sa? ma tendenzialmente non te che metti a 150 lo metti a 100 col trasporto e tutto così il cliente se è contento ti te che c'è il materiale. E va a vedere in bottega, gli era a 150. Esatto, ma è giusto. Esatto. Comunque un fiade arte ma sul posso mestiere. aggiungere una frase a queste 4? Una è a 4. Quella che veramente mi sta sui baiotte, se puoi dire. Se poi sui maroni. Mi sta sui maroni. Quei che vede dice, vabbè c'è un bagnetto, cosa che vuoi? E i 2 metri. Che se più da incartare un bagno de merda che no un 6-8 tutto libero. E là veramente Parole se sante. il cliente te dici, signora o signore, ma che cazzo si a dire? Cioè, che metodo è più incartare che a pitturare? Ma io non so cosa vuol dire incartare. Io ripenso che abbia solo imbiancare. Perché si abituai come una volta con a strassa, capito? Uno pittura e st'altro con a Neta. strassa. Ma ormai a professionalità non sei più così. Se incarta o se mette stuoie come il fa tempo, il mio il amico. tempo, se sei piccolo col tempo ragazzi. Che vuoi competenze per fare robe. E quindi se vuoi farle bene bisogna che te le fassi con tutti i crismi che vuoi, insomma. Come tutti i lavori, più spendi, meno spendi. Arca miseria, qua che manca per le saggezza. Vabbè. E dopo io è quello che va a manco. Sì,
Ma amico, e perle de Guttalax anche. Ah, Capito? E ti fai parenti Allora, effetto fumé? Diciamo che il lavoro si complica e sappiamo che tutti i lavori a Orbi, perché se è un lavoro orbo come qui di una volta, è un lavoro di qui che chiamava Orbi, perché pare facile, ma dopo quando te metti non sei facile. Mi che ho in pittura a casa un sacco di volte, neanche tante insomma, poche di volte ho in pittura, ho fatto dei disastri, ho un corridoio che sei 2 anni che so io finirlo. E bisogna che rifassa, è 2 anni, oh. Non sei tanto 2 anni. No, vabbè, insomma. Beh dai, i nastri ti via con l'alcol. Hai No, fatto i bordi intanto. Ho fatto lungo i battiscopa. E se 4 metri. Beh, per pitturare una cucina te vuoi 8 anni? No, la cosina fa subito velocemente, querzo tutto, ma io farò fra 3-4 anni. Mi sa che chiamerò un imbianchino. Esatto, adesso fermo a gara. Mi sa che chiamerò un imbianchino. Una medrana. Comunque, se è costoso, ne ha testa della gente, perché sai, cioè, robe costa, ovviamente. Quando che te dici a cifra, tanti resta così, dice, madonna, quanti schei che te ciapi. Però dopo cava il materiale, cava il tempo che te che lavorare, cava le attrezzature che te che comprare, cava che magari te che è un boccia che lavora con te, o sì, tutto è tutto Cava e tasse, cava e cosa te tasse. resta? Se che te, cioè, a fine è un lavoro che è sì. dignitoso e il guadagno se puoi vivere, insomma, però Se è un buon se uno fa bene e lavora lavora tutti bene. i dì, ha un buon guadagno. Ok, non ha è un un lavoro da poretti. concordito sul Si buon vive guadagno. dignitosamente. Dignitosamente se vive. Ragazzi, che sei manager che fa un cavo da mattina a sera tutto E il ciappa dì, di più. ciappa 3 volte il fee, però vabbè, dignitosamente sì. Cioè, Però se il solito cliché, nel senso, se uno vuole il lavoro fatto a regola e ad arte, c'è un conto. Dopo, è studente che va da sbianchesarsi l'appartamento del studentato, piuttosto che a Vecciotta che ha cugina Massa che dà una volta all'anno il bianco perché fa selvaggina tutti i dì. e te si scrosta tutti i Esatto. pareti. Cioè, la gente una volta si pitturava a casa, il problema al giorno d'oggi è il tempo. Nel senso, te puoi fartelo ben mai come che te vuoi. Se te che tempo? Se te che tempo di fartelo, se non te che tempo, te che da pagare qualcuno per farlo. Oppure bisogna che muovi cucinare a faraone in Esatto. cosina. E già che te paghi, te conviene pagare un professionista che dopo comunque il lavoro si garantisce un per de anni. Ok. Nel senso, La imbiancadura se dipende. succede qualcosa torniamo in Rio, non è che andiamo a casa e ciao. Cioè, una camera dura di più di una cusina di solito, perché dipende come Dipende usi la quanto stanza. che te fracchi. Lo sapevo. E dipende anche a muffa. Che quanta Se che è umidità punto che te freddo, produci esatto. in camera, se è vero, ma quello Te che da versare in finestre. ogni No, tanto. mettere i VMC che mancano fa muffa e Ma se case. te metti il VMC vicino, senti Cosa sia il VMC? Cosa io devo dire? C'è una ventilazione meccanica forzata. Ventilazione meccanica Scritto così come che avevo Controllata. detto. è il ventilatore. Praticamente tira dentro aria da fuori, te fa girare per casa, così che te si pigro, non te che da versare in Io invece finestre. produco mia aria e mando fuori. Perché non di- va bene lo stesso. Esatto, il Dai, se non che è inventate lo è stesso. fare il capotto, no? Se come stare in macchina, con macchina stua, si appanna la macchina, no? E ora è come avere una ventoetta che al posto di tirare zonfiare il finestrin, te fa girare l'aria Vabbè, stesso. insomma. Bisogna inventare UMC per macchine tue. Esatto, così. O versare la Che portella. dopo che Te vai in Camporea con i portelli a 12 volte così con te che da partire non va più la macchina. Ma insomma- Però non si appanna. E ora se guadagna insomma dignitosamente, però avevo mai fatto un lavoro veramente costoso dove ti dici qua se ciappa i skate. Un lavoro dove te ciappi bene. Sì. I lavori da muraro. Ah, quei che non sarei tu, Qua ma c'è ti un dici, "Beh, lo faccio lo dissing." stesso. Che sei un dissing qua. Ai ai ai. No, aspetta. Cioè, un E lavoro ora? dove ti dico, qua se ciappi i skate io ciappo. E ora, diciamo che Senza dire dove ti si sta perché magari no, sei sì, brutto. ma tutti i pittori, ma tutti i lavoratori che ha dei lavori che se rogne, che te dici, sparo altissimo, E te se ho spari non ciappo, ciappalo. ben, se no ciappo, sei lo stesso. E purtroppo ti ciappi molto spesso. E purtroppo ti ciappi molto spesso. Sì. No, te ciappi anche bene, dai. Sei dei bei rogne, ma con te fai la fattura, te che è un bel sorriso. Te che hai il sorriso? Sì. Sì, Che sei qui del cloud che dice, ehi, guarda cosa che hai scritto qua. Siamo Però- molto felici per quello. Ma sei roba da cantieri o roba da famiglie? Pa capire. Da cantieri. Cantieri. Guarda, me ne dove che sia appalti. posso dirlo perché ho fatturato.
E quindi L'unico. l'unico che ho appena finito una casa che si è costato milioni di euro di ristrutturazione. Mino che ho ciapato milioni. Pa' fortuna. Per fortuna. Se no non sarebbe qua. Se no, Se no, sai le fatture che esatto. tocca fare domani. Però era un bel cantiere che ti dà anche soddisfazione. Io la E casa là- è Gaia per caso. e là- Io non lo so. No. Con forfettaria che mette 20 anni fa durare Esatto. Esatto. No, con una, passare dentro il limite. no, con una fattura mi sono ciavato tutto l'anno. Tutto me che mette 20 anni. La fattura numero 1 e cosa arriva al limite. Però, beh, che se i lavori qui da skate e dopo che siamo qui da Rogne, però. Questo è il lavoro da Rogne per antonomasia. Cioè, quello proprio. E quello è il lavoro che dico di no, anche se mi domanda. Quello che ti vai a vedere. Eh. Te guardi il tipo, te guardi a casa e ti dici bene. Quando ti uscì a cancello, ti vedi tuo fratello, te guardi qua, non te fai niente preventivo. Ciao a Gnaga, tutti. ciao. Ciao, È Nina. successo. Successo perché era una roba impossibile. Da non ciappare niente e fare fatica. La gente che a perdere sta vedendo case che bisogneria arrassare, Demolirle. rifarle tutte e te che stai distante. Ok, ciao. Allora, amici ascoltatori, E già qua. e ora non che c'è lavoro che non si può ciappare. L'unica regola che mi dà me, perché a fine, a seconda della lavorazione, se il lavoro è una merda e bisogna desfare tutto, si fa, però magari bisogna chiamare un muraro o altra gente. L'unico vero problema è quando chi te chiama a sistemare il lavoro di altri. Porca miseria. Che magari, capito, non si capisce se sti qua si scampai dal cliente o se il cliente si scampa da ditta prima. E ora là, anche vai aiutando, e spussa sempre un fiato in cueada. No, là bisogna stare distante. Era qua mi tirepa i capelli perché la domanda successiva è proprio relativa a quello che ti hai appena detto. Cioè, Vedete? che sei una concorrenza estera che lavora qua in zona che vi dà filo da torcere. Ai. No. No, senza fare i nomi. Concorrenza no. Concorren- I te cava con- io e bravo. rogne. I te cava I eroi. clienti rogne. Ah, Qui va- voglio spendere poco. Esatto, Vai. tanto vai. siete tutti su Facebook. Quei che cata lavori su Facebook, siete tutti tipo quelli là. faccio calcio destro. Tipo, No. qualcuno conosce, a me servirebbe un amico per pitturare casa e là gli viene fuori come i funghi. Ah, Infatti mi su Facebook non sa neanche che fa solo in bianchi. bene. Cosa fai tu su Facebook, ufficialmente? Boh, non lo so. Pornatore. OnlyFans. No, guardo e femmine che non riesco a guardare su Instagram, però Senza là- cronologia, mi senza raccomando. cronologia, Esatto, esatto. bravo. Come diceva il mio buon amico Pitauro, Pitauro, che sei un... non abbiamo paura di quel tipo di concorrenza perché non rappresenta né una concorrenza vera. vera, neanche sleale. Cioè, non riesce a farmi concorrenza perché? Ma perché lavora mai o perché lavora? Perché no. Ma perché? Te cava io chi che vuoi sparagnare. Ah, Esatto. Lavora con materiale di merda, diciamo, scadente, di merda a uguale buon scadente. marcà, massa a buon marcà, Massa. e quindi già te parti così e il lavoro si già un gradino Questa è una sotto ciavada, e praticamente. dopo comunque ti hai una faccia, ti si ritrovabile e Vieni a Infatti, cantare casa praticamente. bisogna Esatto. andare E se va a fuori. cantare che altri casa. Non sei mai casa. comunque no, ognuno di noi altri che ha fatto qualche lavoretto fuori via, però diciamo che non te puoi vivere tutta la vita così. Che sei il fighetto, il pittore fighetto che parla in italiano nei cantieri? Qualche no. uno. Siete Per capita sicuri? mai di... No, meglio di no. No. Con te- qualche architetto magari o beh, di no. solito sì, quei che ne so, Gli architetti arrivano alle 11:30 in cantiere. Quando che ti desideri per mettere via roba, sistemare roba per andare a mangiare. E ho fatto aspettare una volta. Aspetti, andare a fare pausa, amico, se qua si è. Si sveglia alle 9. Ora chi si sveglia e arriva è 11:30. No, ma se capita. Comunque- ma dobbiamo vedere o te che hai 5 minuti o ti devi mangiare dopo tutto. e ora di solito in cantiere se entra uno e parla italiano pulito è serogne di solito. Spisale. Esatto. O se no il cantiere che se do regole, insomma, te che da essere un fiagreso perché te sei in un cantiere
Se no te andavi. No, tu sei finitore di muri, quindi Esatto. devi essere Applicatore. finitore, Applicatore. Un'altra finito, definizione. non reso. Devi essere finito. Vabbè, ma in cantiere è un fiaco così. Se E un'altra regola, non detta, ma che te fa tanto girare i maroni, che ognuno ha da portarsi le sue robe. No, che arriva uno, getto il metro, prestami a matita, posso tornare a Sky a 2 minuti. Te arrivi in portarsi cantiere. via con te che finisco, soprattutto non Esatto. assare niente là. E scoasse e te robe, te porti e Adesso te non capivo porti per via. cosa che te vedi betoniere piccare sua gru. Sui No, cantieri. là, Quello è un altro discorso di notte. là perché sennò sparisce. E sparisce la Dopo, roba. mai fare l'errore di assare nastri, roba che non numera in cantiere perché sparisce dal giorno alla notte. Beh. Il problema sono gli evitatori, i laser. Qui sparisce di notte più che altro che no di giorno. Ma di notte va tutto in furgone, non te assi niente in cantiere. Esattamente. E ora, visto che in cantiere abbiamo anche poco tempo per parlare, penso che si deve lavorare in cantiere, quindi quello che parla è quando che vi incasseco o qualcosa che non funziona, perché di solito ti senti qualche saracca e ti dici, che c'è un problema, e da qualche parte di A. Mi ciao anche col muro delle volte. Fa compagnia al muro. Non è che... No, E il muro non rompe scatto e ti dice sempre di sì e ti dà soddisfazione perché dopo le bevo. Anche la birra Guarda, lo fa comunque. Non è che... la birra ste che parli. Ma spigiando me dallo parlare con Bini in cantiere. Mi non conosco sto muro, tuo amico, mai però a radietta, musica, te canti. cellulare. Sempre Radio Peter Pan comunque. Ecco, Ti ascolti la radio? Sì, Radio Peter Anche a Pan. te Radio Peter Pan. Sì, Vai, no. e muva. Dopo te che mandi e cagate, io riposta e ora ti dici ascolta, Ascolta senti, che senti. lo famo tutti anche a me. Sì, dai. Lo famo tutti. Sai che siamo fate fare un fiade sponsor da Radio Peter Pan. Ma no? magari Game of Dovremmo chiamare Baxo qua Non che neanche- non sponsorizza la rubrica. Aspetta. Ringraziamo i sponsor. DSM Restauri. Fatto da CEO. Stasera Oh, guarda che gadito sponsor, adesso mi tocca dare che sky. E ora Giolo Center, il Dice- nostro fornitore. 10 euro per stasera. Quindi vi con poco. Va bene, dai. Una bruschetta e una birra praticamente. Esatto. Qua in esatto. ombreria veneta a Brusine e roba costa poco e te bevi bene. Quindi non Esatto. così Il neanche gadito che problemi. offriva ieri, va bene. Come dai. che Grazie. in cantiere si parla, però questo qua è la rubrica Vediamo quanto che te ne sei di parole venete. Hola. Oh. Adesso tocchiamo Adesso con diventa gara. questo se no- Ma che sei un buzz o andiamo No. uno a volta? che avevo pensato di fare il pulsante con bicchiere di carta da struccare, O se però no- ho detto questi qua si dai, copa. E ora te parti, se Ecco. te sbagli. No, avevo fatto dai. collaborativa. Avevo pensato adesso se stai in Zero conflitto. concorrenza. Se stai in conflitto tutti e due, che uno ha detto una roba, un'altra. Sta adesso che vi da mettere d'accordo, che vi 2 secondi per Va bene. decidere qua che se è a traduzione della parola. Ok? Che ne ho scritte 9, però se vuoi ve ne faccio manco. No, Ne faccio tutte. Ma siamo traduzione all'unplane. Allora che se translate da dietro a inglese. dal Veneto all'italiano. Ah, l'italiano, ok, Dal dai. Veneto all'italiano. Quindi Se ieri inglese io mi già vai. vabbè, insomma. No, dai, femo anche inglese noi altri. Poti collaborare, poti mettere da... Siamo in English. Siamo internazionali. Aspetta che mi segno appena quante che ne International. indovine. Faccio le crosette. Occhio. 8. Prima vi faccio quei fassi perché così dopo vi rendi conto che arrivano a quelli difficili. E a prima se devi tradurre a parola. Questo è un verbo. Attenzione. Cosa Brutta vuol dire roba. verbo? Verbo. Ah, verbo. Verbo. Are, ire. Esatto, bravo. Arare. Dopo che sei nomi e aggettivi. Ok. Boh. Qua vedo gente che ascolta E tutti che ride. E il pubblico non può suggerire. La prima parola se fassi è ronchesare. Dormire facendo. Russare. 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 Bravo. E devi dire la traduzione della Che parola. sciarnia. Aspetta, russare in italiano, perché in dialetto russare vuol dire grattare. Te capisci anche Vedo lo che esistono tutte queste robe che mi... Quindi la prima... Segna. Guarda che questa qua che ho messo a V. Buon. Era una trappola. Ve ne faccio una de fassi e una è difficile, ovviamente. Questa si chiama gramazzo. È di un altro Aspetta, dietto fermo, questo. è se veneziano. Aiuto al pubblico. Aiuto del pubblico, gramazzo. Cosa vorrà dire gramazzo? E se devi andare in bagno io. È uno che va in bagno, ma non te lo sai. Non sa. Non Il sa. pubblico Cazzo, dice. Il pubblico sa. fa Passo. Questa qua metto a baetta. Ma dimmi cosa vuol dire? Vuol dire poveraccio. Poveraccio. Poveracci Mi veneziani. sapevo porogrammo.
Ecco, Poro Can, Poro Cristo. È il Potevi gramasso. arrivare. Vai. Te sei un gramasso. Oh, qua voglio la traduzione perfetta, è un aggettivo, traduzione, attenzione, è fiapo. Mollo. Ti cosa ha detto? Mollo, sì. Però Sciappo. fiappo sarebbe più... Mollo, le fiappo, Fiappo, le mollo. dai. Non sai pensare mai. E il pubblico dice smoiaccioso. Mi avevo tutto traduzione proprio dall'italiano. Avvizzito, fiappo, se massa però. Ma No, ma pare più. Pare più ritirato. No. E anche appassito. Esatto. Fiappo, fiappo. Questa è Esatto. uva appassita e Ah, uva se fiappa. fiappa. Sì, che Ah, sta. È il contrario, comunque, sei petaloso. questa è la buona che avevo indovinato. Questa è un'altra parola veneziana. Keba. Vai. Casa. No, non sei casa. Keba. No, Attenzione. Nome. È un nome. Nome, Kebab è un nome in teoria. Sì. Sì, Keba è un nome. Ah, che a me prof di inglese. Ma sì, è il No, contrario. te che hai insegnato il dialetto però all'italiano. Niente, Keba vuol dire gabbia. In veneziano. Ok. In Keba vuol dire mettere in gabbia. Qualcuno in fondo lo sapeva? Mi sa no. Vabbè, insomma. Sì, due pari, nel senso due indovinare e due sbagliare. Dopperi Attenzione. siamo. Allora che se sbagliai a maggioranza devi fatturare tutto, Lo dico subito. Madonna. E se è punitesa. Vabbè. Che avevo già sentito l'agenzia delle entrate, quindi sapevi come che va a finire. Mi E non tocca- ho entrate. Nota che Avremo su uscite. questa è facile, gargato. È facile. Gargarismo. No. Come gargarismo? No, è gargato, è gola. Gola, se il gargato a gola. Dai, andavo buona. Te fai ciappare massa da non stai per competizione. ciappare dall'ansia di rispondere, dovevi consultare Gola, un è attimo. gargato. perché sennò- È il gargato. Ma se andava un moscerino nel gargato. Ah, il gargato secco. Bevi qualcosa. questa è facile però, questa è furbire. Netare. Pulire. No, Attenzione, netare. se è una roba del pulire. Brava. Fa un applauso. Ha capito? Spolverare. Polverare. Furbire vuol dire spolverare. Quindi questa qua non ve la davo mia buona. Ma scusa, ora perché si chiama spolverino? Pronto? Agenzia di entrate. Guarda che mi ha messi bene. Che mi si è messi bene. No. Un'altra diciamo una serie difficile, ma neanche facile. Qua dovevi consultare, non stai a rispondere subito perché sì. È Sì, stato in 7 mesi. sì, 3 e 3. Ve lo dico subito, Ok? Gatto. Cosa è il gatto? Attenzione che non è un animale, è un nome. Cosa è il gatto? Si dio consultave o si dio guardava in faccia come dire non lo so. È il gatto cosa La sentivo? Google. No, il mio telefono. Aiuto pubblico. Niente. No, vai, mia con Google. Ah no, di guardare. Se trio contro Arge l'Instagram, insomma, amoroso. Marito, sono sposato. Oh, là, sono Niente, Mario. è il gatto dove si salta. Niente da fare. È il gatto cos'è a canaetta. Una canaetta è il gatto. Però in agricoltura il gatto è quello che ti fai col baiglie. Quando che ti tiri e ti fai una tipo È il troso. No, È il troso. No, il troso è dove ti cammini. Il gatto è dove va sull'acqua. E il gatto originalmente sarebbe e fogne de Venezia. E si è fatti coi gattoi. Qua siamo Padova. Eh, Siamo Venezia. Però a me una volta saltavo il gatto e o palongo. se Mica posso il gatto. è una canaetta e scoiatoio e il rigagno di acqua E dei ora, fogni. a in poche proposito parole. di canaette, che se chi ora e chi che no. Dico io due canaette. Non va con ora e canaette. Dipende il cliente cosa che mi chiede. No, i canaette non si Se il qua come. siamo cliente di- mi dice Si dio pittura parlare tutto di dritto. canaette della corrente viatri. Sì. Qua siamo di parlare di Quella è fogni. pittura. Quella è pittura. Qua che noi canaette pitturai, quindi si può. E vedo anche tante E ritocchi si delle scrosta, sedie. e si Vi dico scrosta solo solo. che si messi mai perché ne avevi 4 di sbagliare e 3 di giuste. Finanza che cagna, ragazzi. Era Bettagno una bonus perché sarebbe stata 8, non 9. Questo è un aggettivo.
non è un nome, attenzione perché qua che se può essere sia aggettivo che nome. Quando in cui è, quando in cui. Sì. Aggettivo antimuffa. Additivo antimuffo. Aggettivo, quindi che se è qualificativo di qualcosa. Ma vedranno che studiare qua, ragazzi. Ragazzi, Ciao. ho fatto 7 anni in ragioneria, ragazzi. Devo dire però, i Megam andava via a peate che avevo 21 anni. Ma perché ti vedevi i professori? No, o perché- perché te devi andare a Mega avevo scuola? professionali bidei. Era simpatici. E a parola se mona. Aggettivo. E Cosa ora? vuol dire mona in italiano? Aggettivo vuol dire stupido. Potremmo accettare. Stupido, Sì, ci sta. Pagliassetto. Ah, Il micro- pagliassetto. scusa. Perché che c'è una Pa- differenza? Persona che non ci arriva troppo. Beadago buona. già Beadago e buona ora? per fare il sorpasso. Persona Adesso che mette tanto rivaghe. ecco, è Che fa mona. anche i disegnetti. Ecco, vabbè, è mona. È il mona, è sì. mona. Perché fuori da stare io qua, quando che dici mona, non si capisce mia cosa che vuol dire. No. Simona. Eh? Ma se come che te sei morto, non sai che te lo sai. Ecco, e lo bravo, sa altri. E a parola chiave qua. No. Guarda che come cosa vuol era non sa. Scusa, Beh, se te sei questa. mona, ti non te sai di essere mona. E lo sa tutti, ma ti no. Questa è storica, ma è sempre il suo fascino. È sempre il fascino. Sì, 4 e 4, 4 indovinare e 4 sbagliare. Dai. Che puoi fare. Però questa qua si ha Abbiamo tante speranze come Leclerc che vince il mondiale. Sì, ciao. Allora, questa qua è a domanda trabocchetto. È a parola trabocchetto, perché questa qua è solo aggettivo. No, se nome è aggettivo, che è mona, se anche nome è mona. sì. Bella roba. Non Vulva. avevi mia Vulva. non avevi mia dito. Però insomma, Beh, ma te che hai detto Hai aggettivo. detto questo aggettivo per non vi si sforare nel Non te che hai programma. detto non organo. vi si spostai sul nome. Però Perché siamo gente seria. esatto. Qua entriamo proprio nel Veneto, proprio profondo, con un aggettivo. E a Quindi parola dentro i se- posci. e a parola se aggettivo e a se bauco. Attenzione, non può dire quella di prima perché ti hai detto mona stupidino. Però qua ho detto bauco. Persona non furba. No, Bauco è più Aspetta. profondo. Se più era non sei furbo di sicuro. Quella che ha ragione, non sei furbo. E il bauco cosa È sei? il Bauco, è proprio. È il baucotto. Boccalone. Ai. Boccalone. Sì, anche a Boccale il quello bauco. è il boccaglione, sì. un'altra No, il roba. Bauco È un misto. Il boccaglione che aveva a fondo. è che crede a tutto. È il bauco. È il bauco. Allora che sì, è il limite, potersi scattare con l'agenzia delle entrate subito. Che è. Il bauco è la persona che non ci arriva neanche dopo aver fatto i disegnetti. Neanche che spieghi. No, perché sì. il Mona abbiamo mai che arriva. Ma il Mona puoi fare il Mona. Il Bauco è il proprio bauco non Bauco. arriva. Cioè, Era una condizione d'essere. Esatto. È il bauco. Sì. condizione grave del Mona. Bauco significa che lui che arriva in poche parole. Esatto. Ma neanche Bauco. se te lo spieghi. È a Sì. quota 13. Ma non lo fa apposta. No, perché non sa di essere. È proprio. È come. È il bauco. Non sa di essere bauco come. Ma è l'aggravante del Mona. Riconducendoci da da prima. È peso. Era vedomando per finire. Conosci io qualche bauco? No. Beh, parecchi. Sul vostro lavoro, ma non si può Probabilmente- fare. Non si può No, parlare. sul lavoro. dei colleghi. No, dai, Non no, si sul può. lavoro no. Non si È può. gente già professionale. No, ok. Posso assicurare che c'è qualche bauco nel lavoro. E se quello, per esempio, che non rispetta la sicurezza. Sì. Ah, Sì. qua hai detto bene. Qua te che hai ragione. Qua hai detto bene. Perché Guarda che ha ragione. è il cantiere che ha delle regole. Anche se te vai in famiglia, non sei il cantiere che nessuno viene in casa di colà a controllare. Però lavorare in sicurezza vuol dire lavorare con criteri che ti consente di tirare fino a pensione. E non fate mai. Se un attimo Esatto. andare giù da Paranque a 4 Eh, metri altezza, come chi faceva 40 anni fa. Mi lavoro in infradito, ma non sono mica Bauco. Vabbè, ma stai a pitturare una muretta infradito te puoi farlo. Power. No, scherzo. Ok. Tutti i DP. Tutti i DP, che sarebbero i dispositivi di prima, di seconda, di terza, i Con corsi tutti i come corsi. usarli. E o i compra i corsi, io so, e fa tutti così. Pronto, Spisal? Mi so da Pronto? solo. I Spisal mi ha fatto anche i complimenti una volta. Ah, I mese venuto a controllare, per una settimana, Bravo. i megati in Stato doccio. distante col Il canocciae. passare. Eh. E dopo si era fermato e a Tosa mi fa complimenti che ho visto E a che te Tosa? avevo sempre i Ah. DP.
Signori, se so che te passi. Bastardi, Dio. Se te sai chi ti veniva, però, te lo sapevi? Ieri Ti vedi incognito. passare- È Ti strano passa. vedere passare da uno su No, su- comunque in piattaforma che vuoi bisogna No, sempre essere. ok. Se no, ragazzi, Era il bauco. Se veramente... l'altezza bisogna essere, perché se ti si sbriscia a casa te che la famiglia non ti torni Esatto. in casa. E E ora beati che orfani, voi non i va corsi e tutto, se no se c'è uno che ti monta l'impalcatura, te paghi come loro. E ma te lo metti in conto al cliente perché ormai, c'è casa no, sua. ormai bisogna essere in 3 con tutti i corsi per montare l'armatura. Esatto, sapevamo. Quindi, Quindi piattaforma- all'occhio, perché anche il cliente diventa responsabile, non Esatto. solo, Bravo, questa qua è una roba che bisogna non dire. solo noi altri, Eh? che tanti dice vabbè sarà un occhio. Il problema è che Se succede qualcosa, se succede qualcosa entrambe le parti sono responsabili civilmente e Capito, capito. penalmente. Ecco. Se te che è morto in casa. E ho godito e il in cliente- italiano, che così Se capisse bene. diamo un messaggio, bello pulito. un senso a questa ciacoeada. Se te che è morto in casa, il Era- cliente è responsabile perché il Se ovvio. cliente è morto no, responsabile. però, Però e Rogne è sempre Drio Inaguato, Lango. bravo. E ora, è il bauco se quello che non rispetta ste regole Esatto. basilari, comunque anche del buon senso, si può dire, no? Del buon senso. Però mi ricordo che quando io ero boccia, vedevo i murari che venivano a casa tua a fare il lavoro, e i pittori, elettricisti, eccetera, che non esistevano i dispositivi, se venivano fuori dopo le regole di sicurezza, cioè 626 e legge 81, tu quello che vuoi. Legge 81 del 2008. Bravo. È come la Bibbia dei cantieri. E adesso solo il comodin. Basta. No, dentro il computer. No, Ma guarda no. che se Drio Ciappare una piega, Una piega apparemo do tecnica. Cesaroi adesso. Solo il comodino Siamo lì. comunque uomini da cantiere. Solo Comunque, il comodino che c'è il libro però, di scena. però che è una roba che secondo me non si è mai sta considerata. Se ti che bevuto do ombre e te vai a lavorare. No, non c'è in cantiere Aspetta, più. non se va. Ma ti puoi vedere uno che ha bevuto do ombre e non sei in grado di stare al lavoro. Se puoi vederlo uno. Perché uno che ha fumato che guardi gli occhi e dici no Ciccio, torna a casa. Qui ti vedi. E ti vedi. Ma uno che beve da 40 anni, che ha 65 e che manca 2 anni in aria in pensione, perché ormai anche a 4 per poco, fa 69 anni dove è in pensione, e che beve da 40 e che è bravo a camuffare 4 ombre che si cacciava la mattina durante il lavoro, perché magari ha bevuto. Ti come lo sgamito uno così che non rispetta le regole, perché alla fine sei pericoloso. Diciamo la verità. Non mi te è mai puoi- capitato. non Però ti è in mai capitato. trattoria te vedi tanta aranciata, non più vincio e toi. Bravo, questa È cosa una bella roba qui. ecco. Concordo, Te concordo. me che Sì, è vero. hai introdotto la domanda che faccio fra poco, In perché trattoria una volta che ha il litro di vino. Ma pa, se bea mezzo Vabbè. litro di vino a mezzo di guai chi io toccava. guaivo. Però anche i livelli, una volta te li facevi con la gomma, adesso te ne Adesso che laser, adesso. Adesso che Scusa, laser. per cui non gira più in cantiere. No, comunque a sicurezza se Gendry sa bene. Sì, Cioè, sì. La maggior parte Ma se è giusto così, e non puoi pensare che robe vaga meglio se si cambia in peso, perché se cambia in peso si cambia come una volta, e quindi non va bene. Comunque, e ombre in cantiere, per cavarle, basta usare i faretti. Anche, No. anche a Coterasi che vuoi il faretto. Pareto a fio E a duro gente, Dietro il per faretto. rasare a gesso. bravo, e a gente che rasa senza faretto a casa. E col gesso rasà col faretto a fio muro pare il culetto di un bambino. Allora, aspetta che bravo, siamo di bravo. arrivare verso la fine, perché qua siamo di andare via de Ongo, Sì, eccetera. sì. Ho capito. Qua abbiamo l'ultima rubrica e dopo se sai udemo, perché questa qua è qui a peso che mi Oce, teniamo oce. per la fine. Cosa succede? Ho capito, mi scappa la cacca, vedi? Non so perché. Andiamo a casa, capito? Sì, dai, andiamo a Perché casa lei è tra poco. stanca. Sì, qua Siamo siamo di non quasi fare Ha le ore. fatto 40 minuti di nuoto a signorina, primo giorno. Brava! E ora, ultima rubrica, e dopo ve a sondare, perché anche i putega bisogna andare in letto, qua i sevignu qua è famiglia, ti c'è Esatto. casa. Ma È la roba, sì. è la roba più bella che si mai fatto della famiglia. Bravo, beh, fai un applauso perché Bravo, grande. veramente. E ora, qua ve voglio uno di fronte a che altro, direi careghe. Attenzione. Direi careghe. E ora qua. Anche l'è brutto, non Questo voglio qua- basarlo. Questo è come quando che si giocava ai videogiochi una volta e che è il mostro a fine del videogioco. Rubrica cerco lavoro. Attenzione, si tratta di questo. Ceo e dopo Menego scambiare il ruolo.
Prima uno dopo l'altro, chi c'è che vuoi commissario, senza sapere di cosa che si Ma parla. Vai, parte io, cominciami. parte Jeff. Cominciami. Era rubrica se cerco lavoro. Ti adesso che 18 anni e se puoi lavorare a 17 Come Sì. stage? Sì. come stage, Sì, basta che non te vai al colloquio con Tomare perché non si Esatto. può vedere. te che hai 18 anni e ti andare a cercare lavoro come i bianchi. Boh, Io uso il datore del lavoro. Te che 1 minuto di tempo per convincere a tutte lavorare. Metto il cronometro. ma senza esperienza, giusto? Senza esperienza? Beh, no. 18 No, no, anni no, sì, no. con esperienza No, rubbia di nero. avevo dura avere esperienza se non te potevi lavorare. Legalmente non te potevi. Boh, Fare un piccolo stage. boh, va bene, e no? ora Aspetta colloquio. un attimo, il colloquio, facciamo partire il cronometro di 1 minuto. Te puoi usare qualsiasi stratagemma. Faccio un esempio stupido. Te che dici anche a bagno gratis, che non si può. Va bene, va bene. Però, sito di fare in mente locale. Sì, sì, sono a posto. Sto a posto, te se sa cosa dici? Sì, dai. Anche tipo me pare lavora in finanza, vengo a Esatto. lavorare da te. Paga Sì, mille te tolgo multe, subito. Iori. Ovvio. Pa, mia multa Iuri, scampa. Era, pronto? Vai col cronometro, 1 minuto. Buongiorno. Buongiorno, mi dica pure. E ora, Megada, sono nominativo Teresio, quello che lavora al Casoin, te ricordi tu? Sì, dimmi A tutto. Casoin de Boion, mi ha detto che te cercavi. Sì, dimmi tutto. Boh, e ora amico, appena finito le scuole perché insomma ho fatto i superiori e mi manca ancora un anno, ma se sta e volevo già portarmi avanti per l'anno dopo. E mi serviva un lavoro, però non per l'ista e basta, cioè a me passione pitturare, ho pitturato tutto il recinto di mia nonna, capito? Ho scrostato il garage, dopo volendo faccio anche lavoretti, dago da bere all'orto, robe, te snetto il furgone. Insomma, mi piace imparare, vorrei un lavoro. Gatto, a lavorare. Anche a massa, ma Beh, dai, domani devo fare un contrattino, intanto così te tacchi. E dopo si vedrà. grande, grande. Già c'è per il lavoro. Ah, grandissimo. Dentro i 59 secondi, proprio assunto. Sì, ma se sta massa buona, adesso tocca io. Che Maledetto. dopo non pensa che sia così facile, che immerciamo tutti i giorni dopo. Fermo, Quella sta, ghetto voglia di lavorare. Brava, questa cosa è ottima domanda. Dai che andiamo. Te che 1 minuto anche il tempo per convincere il CEO a tutte lavorare a you. Vai. Buongiorno. Scusa, so devo pitturare, cosa ho avuto? Ti serve una mano? No, mi arrangio, ma chi sei tu? Se vuoi, sono un toso che ha voglia di imparare sto lavoro. Ti passo il seggio, ti do una mano a tirare nastri. Va bene, dai, ma che ho già fatto qualche lavoro. No, però ora voglio lavorare che no. Provo, imparo, se te va bene. Chi mi assicura che te che voglia sul serio. Intanto proviamo, te me conosci dopo, vediamo. Ma è sabato lavori tu? Se serve, sabato, domenica, mi coro. Ecco, no, non si lavora del sabato e domenica. Vabbè. Perché chi che lavora ben fino al venere. Oh, se Comunque ti te serve- pari un bravo toso, te ciamo, dai. Vai, a posto ora. Grande. Assunto in 42 secondi. Ma è un record. Somassa buon, somassa buon. buon. Cioè, te Bisogna dà una essere fiducia una- estrema, bro. No, bisogna proporsi bene e a regola se aver voglia di fare. Tutto il resto. Ma perché mega parlare in dialetto? Se arrivava... Hai voglia! Mi piace perché si sta in grado di affrontare questa puntata in maniera egregia. Quindi al pubblico, grazie! Un grande applauso perché sia il Meneo che il CEO a questo punto vi ha fare pubblicità. Perché visto che si sta sponsor mi pagare da mangiare stasera, Ma- che vi ha No, questo non vi gli ha eri so accordi a pubblicizzare. mangiare, però, beh, dai. Come la Allora, bruschetta. la miglior pubblicità è il Eh? passaparola. Esatto, concordo. Bravi. C'è me chi che abbiamo già pitturandasi vedere casa e dopo vedivo gli altri. Anche Ottimo. perché del lavoro non ne abbiamo tanto. Se no, vi mettiamo in lista. Diciamo a settembre, quando sai che devi farmi gli esterni? Dipende, esterni l'anno prossimo, ma Anno anche prossimo. aprile l'anno Anno prossimo. prossimo. Sì. Interni d'inverno perché non si può fare gli esterni, d'inverno. No, giusto. Esterni, giusto, in primavera. Cioè, Basta accordarsi, basta se accordarsi. mettiamo d'accordo. Noi altri vedremo appuntamento alla prossima puntata che sarà, non dico esplosiva, ma ve sotterra di sicuro. Grazie Medrano. Vai, grazie. Grande. Grazie all'ombreria. Grazie all'ombreria Veneta che ne ha ospitato stasera qua a Brusine. Fasi un giro, bevevi una ombra qua, che è sempre ben.